Io vorrei essere lì il 26 maggio. La data è proprio perché mio nonno è venuto a mancare quel giorno ed è per rendergli omaggio in realtà. Niccolò Mandruzzato, 22 anni, domenica 10 maggio è partito da Mogliano in sella alla sua moto, davanti a lui 12.000 chilometri per raggiungere Capo Nord il 26 maggio, anniversario della morte di nonno Franco, perché se Niccolò ha deciso di intraprendere questo viaggio lo deve proprio al suo amato nonno. Aveva 14 anni, guidava il suo primo cinquantino quando inizia a maturare questa avventura. E io guardavo però 'sti video su YouTube, sui social di gente che prendeva la moto e viaggiava. E fatalità guardavo questo viaggio e mio nonno aveva visto che lo guardavo e "Ti ci porto". E da lì è nato tutto in realtà. Nicolò ci parla dalla casa di un connazionale che gli ha aperto le porte della sua abitazione di Malmo, in Svezia. Prima di partire è stato salutato dagli amici che hanno lasciato una dedica sul serbatoio della moto perché si senta meno solo in questo viaggio che sicuramente ha colto tutti di sorpresa, ad iniziare dalla sua famiglia. Mia nonna ha fatto un colpo in realtà, non son tanti chilometri, era preoccupata, un po' tutti i miei familiari in realtà. Però sì, si fa per una cosa bella, quindi va fatta. A guidarlo il ricordo di nonno Franco e la solidarietà. Racconterà sui social con video e foto il viaggio per raccogliere fondi a favore di Advar. Quando è venuto a mancare mio nonno, io ho questa scena impressa proprio di un'infermiera che aiuta mio nonno. Questa persona era veramente umana, e io ho proprio impresso questa roba nella testa e ho detto: "Loro hanno veramente aiutato mio nonno". Poco prima in realtà di decidere di partire ho chiamato l'Advar e ho spiegato un po' il tutto. Abbiamo scelto di aprire una raccolta fondi